tuo stile, sei una stella che... Buonasera amici di Giri Ferro Team, buonasera. Come state? Spero bene, io benissimo, perché mi trovo alla quarta selezione di Miss Aurora. Oggi ci troviamo a Villa Ferretti Angeli a Dolo e sta per iniziare, siamo qui, le ragazze sono già in backstage, già cambiate, pronte per questa meravigliosa serata. Infatti gli ospiti sono qui che vorrebbero entrare ma non possono perché ci sono io che apro, giustamente. Le ragazze sono tantissime, sono contentissime, non vedono l'ora di cominciare questa selezione. Ci sono un sacco di nuovissimi sponsor che sfileranno questa sera con le loro nuovissime proposte per quest'estate che sta arrivando e alle porte, speriamo, tempo permettendo. Quindi mano ai portafogli. Ma ora ciancio alle bande e bando alle ciance, vi lascio al filmato dell'intera selezione e noi ci vediamo più tardi con le interviste. Ciao! Il cielo di 1000 stelle, Aurora brilla nel cuore, con passi leggeri e fiammelle, ogni ragazza è un tesoro. Oh, Miss Aurora, luce splendente, con grazia e sogni volanti, nel tuo sorriso il mondo trova un raggio di speranza che mai sbiadisce. Che mai sbiadisce. Ogni sguardo è un riflesso di storie e di passioni vere. Miss Aurora, bellezza in crescendo, con eleganza e cuore fiero, nel palco di luce dorata mostrate il vostro splendore. Miss Aurora, siete la fiammata di un mondo pieno di amore. Oh, Miss Aurora, luce splendente, con grazia e sogni volanti, nel tuo sorriso il mondo trova un raggio di speranza che mai sbiadisce. Ogni passo racconta una storia di forza, bellezza e gloria. Miss Aurora, siete la memoria di un sogno che non ha fine. Oh, Miss Aurora, luce splendente. Benvenuti alla nuova selezione di Miss Aurora 2025, un applauso alle nostre bellissime finaliste del 2024 benvenuti in Villa Ferretti Angeli. Buonasera a tutti, ben arrivati. E allora, ci ritroviamo alcuni da un po' di tempo, alcuni invece li vediamo per la prima volta, loro no, loro li vediamo sempre tutti i giorni, ma parleremo ovviamente questa sera di bellezza. Quarta selezione di Miss Aurora 2025, un concorso nazionale che dà la possibilità a tante giovani ragazze di mettersi in gioco, di provare anche delle belle emozioni e soprattutto di tirare fuori non solo la loro bellezza ma anche il loro carattere. Un concorso organizzato da MT Eventi, quindi un grande applauso va a Balona Taracco! Nella sua prima, adesso non lo so, sarà già venuto le quinte. È un concorso, come dicevo, nazionale, patrocinato dal Consorzio Ville Venete e ci troviamo all'interno proprio di una meravigliosa villa che ha una storia incantevole, una storia veramente che parla della bellezza del nostro territorio. Quindi il fine di Miss Aurora è anche questo, non solo far conoscere la bellezza di queste ragazze, ma farvi entrare proprio anche nella storia, nella cultura e nella bellezza di questi posti meravigliosi che ci ospitano. Io vorrei però qui il padrone di casa, colui che ci ospita anche quest'anno con grande piacere, Sandro Tagliano. Buonasera Sandro, allora intanto grazie ancora per averci ospitato anche quest'anno in questo luogo meraviglioso che ha tantissima storia e tantissimo da raccontare, ma c'è un qualcosa in particolare che lei vuole, dove vuole porre l'attenzione questa sera? Beh, innanzitutto ringrazio voi, gli organizzatori naturalmente, e tutti coloro che sono presenti qui a farci anche onore
Siamo una residenza storica del 1598, l'unica villa scamozziana di tutta la Riviera del Brenta, quindi non solo spero che godiate la serata che già si preannuncia molto bella, come avete potuto già iniziare prima, ma soprattutto anche questo spazio. Perché ci tenevo a salutarvi, anche a dirvi alcune cose, perché qui formiamo molti giovani, che poi li avete visti anche all'opera, che diventeranno i futuri chef e futuri maestri. Ne abbiamo anche qualcuno di stellato, perché poi diventano nel corso degli anni veramente dei professionisti, ma soprattutto per dirvi che noi, insieme ai formatori, ai colleghi che sono qui presenti, arrivo Alessandro, Massimo, Jacopo, stiamo per noi perché la quotidianità del lavoro, ci teniamo moltissimo a dirvi che noi lavoriamo per loro con lo spirito quello di farli crescere come persone e come professionisti, ma soprattutto per noi non ci fermiamo qui. Questa è una delle 18 scuole, ne stiamo costruendo una in Madagascar. Giù avete visto alcuni, magari avete visto una casetta, ecco, per delle offerte, se vi sentite di farle, sappiate che stiamo dando futuro anche dei giovani in Madagascar, ma è Rivaratra, dove il 24 ottobre andremo a inaugurare una scuola che sarà la prima scuola di ristorazione presente di una delle nazioni che è bellissima dal punto di vista ambientale, però tra le più povere del mondo. Enel anche questo, così come avete potuto, spero, degustare anche in Cina alla vaniglia, perché attraverso la vendita dei prodotti del Madagascar noi li trasformiamo, li vendiamo, ma non per arricchirci, ma per finanziare la scuola. Quindi lo spirito è quello non solo di accogliervi e di farvi godere di questa bellissima serata, ma anche di farvi un po' conoscere meglio cosa facciamo e come lo facciamo. 18 sedi in tutto il Veneto, 4.000 giovani come quelli che avete conosciuto, ma soprattutto tanti adulti che si formano e si aggiornano con noi. E pensate, 8.000 imprese che ci danno fiducia. Grazie e benvenuti a voi. Grazie mille Sandro per averci accolto, ovviamente per averci fatto conoscere un po' meglio questa realtà. Io ancora un applauso lo farei proprio a questi giovani, a questi ragazzi che hanno ancora con la cena. Stiamo rendendo la nostra ragazza ancora più bella al gruppo Faruco, ma anche ovviamente grazie a Estetica Alien. Insomma, sarà una serata bella ricca. Infatti veramente vedremo tantissimi brand che ci accompagnano, chi da tanto tempo, chi invece lo conosceremo proprio questa sera, quindi sarà una serata bella ricca. Vedo una Giulia prontissima, quindi vuol dire che le nostre ragazze sono pronte e allora io direi di dare il via ufficialmente ora a questa quarta selezione di Miss Aurora. Iniziamo con la numero 1, Elettra Caputo. E un applauso per Elettra Caputo. Andiamo avanti con la numero 2, Alice Chiariano. La prossima la numero 3, Brisila Mirka. Continuiamo con la numero 4, Maria Berti. Andiamo con la numero 5, Zuleika Paisano.
Continuiamo con la numero 7, Maria Bezzali. Pronta la numero 8, Aurora Castaldi. Miss Aurora, where do you go? In the darkness, in the afterglow. Miss Aurora, fighting the fight. Andiamo avanti con la numero 9, Ambra Forti. Miss Aurora, wandering shadows in the night. Continuiamo con la numero 10, Amelie Grinco. From a blinding height, searching for a place where stars collide. In the labyrinth of life, she tries to hide, Andiamo avanti con la numero 11, lei è Gianna Brandolino. up a restless mind. No safe haven, no peace she'll find. Running from the echoes of a silent war. Her heart, just a shattered, broken down door. Ed ora la numero 12, Zoe Giannello. Where do you go? In the darkness, in the afterglow. Miss Aurora, fighting the fight, struggling through another endless night. Lost whispers beneath the Ed ora la numero 13, Alissa Cinton. wings of freedom clipped, left to fly. Silent screams cutting through the air. A lonely soul left in deep despair. Aurora dancing in the haze. Ed ora la numero 14, Martino Monsin. Seem to fade away, away. Her story written in the tears she cries, a tale of silent goodbye. Miss Aurora, where do you go? In the darkness, in the afterglow. Miss Aurora, fighting the fight, struggling through another endless night. La numero 15, Agnese Samarazza. Miss Aurora, where do you go? In the darkness, in the afterglow. Miss Aurora, fighting Andiamo con la numero 16, Angela Cocecu. endless night. Miss Aurora, where do you go? Andiamo con la numero 17, Nora Bugallo. Miss Aurora, where do you go? In the Andiamo con la numero 18, Angelina Cubo. Aurora, fighting the fight, struggling through another endless night.
Aurora brings shadows in the night, broken dreams falling from a blinding height, searching for a place where stars Ed ora numero 20, Ilaria Valeriera. labyrinth of life she tries to hide. Electric skies lighting up her restless mind. No safe haven, no peace she'll find. Running from the echoes of a silent war. Her heart just a shattered, broken down door. Miss Aurora, where do Numero 21, Maddalena Cottil. Miss Aurora, fighting the fight, struggling through another endless night. Lost whispers beneath a moonless sky, wings of freedom clipped, left to fly. Silent screams cutting through the air. Lonely Ed ora la numero 22, Maria Alessandra Lunetta. Aurora dancing in the haze of gray, chasing shadows that seem to fade away. Her story written in the tears she cries, a tale of silent goodbyes. E concludiamo con la numero 23, Sofia Pianello. Here you go, in the darkness, in the afterglow. Miss Aurora, fighting the fight, struggling through another endless night. Ultima, tutte le la prima uscita in abito di quello di ampliamento. Ed ora continuiamo sempre con il concorso, seconda uscita questa volta la nostra giuria dà la dotazione segreta con il bikini. E allora direi di ricominciare con la numero 1.
Per il momento il concorso, perché con la prima la seconda uscita adesso la nostra giuria si riunisce ed è compito del nostro giudice di voto appunto andare a fare tutti i conteggi e a decretare poi le ragazze che questa sera riceveranno una fascia e che andranno dirette alla finale. Ariana Rubin l'abbiamo conosciuta un po' insomma anche in questa serata, però appunto Arinoir è una realtà che potremmo dire abbraccia tutte. La sua avventura è iniziata nel 2015 quando a soli 19 anni ha deciso di mettersi in gioco nei mercati. Lei dice ovviamente un mondo duro, lontano dall'immagine patinata della moda che aveva in mente, ma che le ha insegnato tutto, ha imparato il valore del sacrificio, della costanza, dell'attenzione ai dettagli, ha capito in quella circostanza che nel mondo del commercio bisogna essere astuti, ha affrontato il freddo gelido dell'inverno e il caldo soffocante dell'estate, la concorrenza spietata, la fatica di allestire e smontare ogni giorno, ma è stato proprio lì, tra un banco e l'altro, che ha capito cosa voleva creare. Noir nasce da questa esperienza, da questa visione, quindi non è un semplice negozio, ma un luogo di ritrovo dove ogni donna possa sentirsi valorizzata e speciale. E voleva portare via la moda, oltre il concetto di shopping, trasformarlo in un'esperienza di espressione personale e di riscoperta di sé, un luogo dove ogni donna può essere chi vorrebbe diventare. E allora, signore e signori, la figata di Arinoir.
ovviamente tutti i gusti, perché ognuna è bella con il proprio stile e con la propria personalità. Grazie ancora ad Arinoa e a Elena per essere stata con noi questa sera. Cambiamo completamente genere perché parliamo di un negozio di abbigliamento per uomo e donna che comprende lo stile casual, sportivo ed elegante. Si chiama Hammer Lake, selezionano prodotti made in Italy, si affidano a produttori di eccellenza per garantire ai clienti articoli altamente performanti e di ottima qualità. All'interno è possibile trovare un intero settore dedicato allo stile americano e al mondo dell'equitazione. La loro selezione di articoli è molto vasta, comprende lo stile texano con marche imponenti come Wrangler per la moda americana e Equestro per la moda inglese. È specializzato in articoli come abbigliamento, attrezzature, stivali e accessori necessari, dispone in Italia per adulti e bambini e da Chiara e Michael troverete tutto l'occorrente per prendervi cura sia del vostro cavallo ma soprattutto del vostro stile che non è cavallo. Li potete trovare ovviamente sui social, su Facebook, Instagram e TikTok, ma vi aspettano di persona, fisicamente via Castellana 9 a Martellago. Intanto però gustiamoci l'occhio, prendiamo un spunto con queste proposte di Hammer Lake. primavera e ormai estate, speriamo che arrivi. E allora andiamo avanti, andiamo avanti con i nostri brand. Parliamo adesso di accessori, parliamo di gioielli, in particolare shopping jewelry, che
perché non è solo il nome di un brand che sta nascendo, ma a colei che ha creduto in questo progetto mi piace pensare che si rivolge proprio a lei. Sa che troverà prima di tutto una persona ad ascoltare le esigenze più preziose per creare un vero e proprio gioiello, perché è fatto a mano, è artigianale, unico, è made in Veneto tra i colli friulani. Il desiderio è quello di trasmettere attraverso ogni singola canzone l'autenticità e la passione che guidano il suo cammino artistico. Ogni gioiello rappresenta l'unione tra maestria artigianale e design. Il loro connubio da vita gioielli più incantevoli di sempre. Facciamo un bel applauso per Ciocchi Jewelry!
Facciamo un grande applauso a queste bellissime proposte di Giochi Giovani e facciamo un applauso a Sofia che è l'artefice appunto di questi gioielli. Andate a conoscere anche tutta la produzione, ma ovviamente eccola! Ciao Sofia, grazie mille! Come dicevo, andate a conoscere ovviamente anche sui social e se avete comunque una curiosità così volete realizzare un gioiello super personalizzato, lei lo può fare. Andiamo avanti. Stiamo parlando di Anisette abbigliamento. Anisette tradotto dal francese significa anice e questa è una realtà davvero frizzante perché stilosa, elegante, glamour, insomma ha tutte le carte in regola per assecondare le esigenze di tantissime donne. E di due donne stiamo parlando perché sono qui ovviamente coloro che vi accompagneranno in questo percorso, Marina e Nicole, che ormai hanno un claim sui social che è famosissimo, non so se le conoscete ma iniziate a seguirle e poi capirete il perché. È una realtà davvero incredibile dove troverete queste due ragazze che vi accompagneranno, come dicevo, nell'acquisto migliore. Hanno rinnovato il negozio e lo shopping introducendo la linea di abbigliamento Anisette perché sono andati all'interno di uno storico negozio, Marina Giocattoli, che è presente a Salzano da ben 53 anni, quindi c'è una tradizione che loro hanno rinnovato proprio con Anisette abbigliamento. La trovate in via Montegrappa 54 a Salzano oppure ovviamente su Instagram con Anisette abbigliamento. E allora facciamo un bel applauso per le finaliste che indossano i capi di Anisette.
sparisca. Facciamo un applauso ancora esattamente Marina e Nicole che aspettano, ve lo ricordo, io non tornato a 54 a Salzano, poi mi seguite sui social. Cambiamo decisamente anche come tipologia, perché parlo adesso di un brand tutto artigianale, si chiama Joscheo, e quindi il desiderio è quello di creare un naturale sviluppo di un progetto che ha preso forma, potremmo dire autonomamente, creazione dopo creazione, e anche in questo caso, come un po' tutti gli autodidatti, lei non ha regole nei canoni ai quali si attiene, è quello che persegue primariamente il raggiungimento di un equilibrio tra dimensione e forma. Lei preferisce utilizzare principalmente pellami privi di texture, lasciando così ampio margine all'intervento creativo manuale. Ogni pezzo infatti è interamente realizzato a mano libera, con taglio a bisturi chirurgico, e lasciando il materiale ragionato al fine di legare ad occhiaio importante ma sorprendentemente leggero e piacevole da indossare, e vedrete perché. E ora facciamo un applauso alle proposte di Joscheo.
Continuiamo con la moda, continuiamo con il brand che si distingue per la sua attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità. L'obiettivo principale è offrire al cliente il massimo in termini di stile, comodità e praticità. Ogni prodotto è progettato e realizzato in Italia utilizzato per lame di altissima qualità, garantendo non solo un prodotto esteticamente impeccabile ma anche durevole nel tempo. L'idea è che ogni articolo possa essere tramandato di generazione in generazione, mantenendo intatto il suo valore fascino nel corso degli anni. Signore e signori, facciamo un bel applauso per Gabo 1992. abbiamo le borse, ma soprattutto anche che ci credono nel tempo, altrimenti dovremmo spendere un po' troppo. Allora andiamo avanti, siamo quasi addirittura d'arrivo per quanto riguarda le lettere sfilate, poi finalmente il momento delle premiazioni. Ed ora il momento di 28.12 che questa sera mi veste, grazie ragazzi, Giorgia e Mattia. È nata da una grande passione questa realtà. Giorgia è una donna, è una mamma, appunto con questa grande passione per la moda, e insieme a se stessa, il suo marito e anche gli amici è riuscita a esaudire il suo più grande sogno nel cassetto. Così il 6 aprile del 2024 nasce 28.12, un piccolo negozio
dove l'obiettivo è quello di far sentire unica ogni donna. Quindi che cosa aspettate? Unitevi anche voi a loro sono fantastici, vi seguono, vi danno consigli, li trovate ovviamente sui social, nella pagina 28.12_avviamento, hanno anche uno shop online www.2812.com o li potete trovare ad Alvaredo di Bevilacqua in via Brenta numero 7. Vediamo che cosa hanno in serbo per noi questa sera. 28.12 abbigliamento. Quindi devo andare in centro un'altra volta, va bene, vado in centro allora, per presentarvi l'ultima sfilata di questa sera. Chiudiamo in bellezza. Antonella, apri bene le orecchie perché se in caso in cui ti venisse la voglia di sposarti un'altra volta, sempre con tuo marito, non un altro, ti diamo delle indicazioni giuste, secondo me, perché parliamo di matrimoni, parliamo dell'abito da sposa e in particolare di quelli dell'atelier
Giusy, che non è solo un atelier, è un laboratorio sartoriale per clienti non convenzionali che sono alla ricerca di un capo unico, modellato e cucito secondo il loro stile, perché si parte dalla persona, rispettando le forme fisiche e caratteriali per offrire la giusta linea e dettagli perfetti per ogni sposa, valorizzandola nella sua autenticità. Atelier Giusy è stato il primo atelier del Veneto 100% sartoriale a progettare e realizzare abiti autentici su misura per ogni sposa. Grazie al metodo Sposa Autentica basato sul dialogo e l'ascolto della cliente messo a punto in anni di attività e incontri con centinaia di spose, riescono a personalizzare fino in fondo ogni piccolo dettaglio del vostro abito. Tipo, non so, come ti piacerebbe l'abito? Corto. Guarda che ci sta pensando! Lui non sta ascoltando. Vabbè. Lui ha detto au revoir, non c'è altro, va bene. Basta. A parte gli scherzi, questo significa avere la certezza di un abito unico, fatto a mano, su misura, con cura e attenzione, che vi valorizza e vi rappresenterà al 100%. Signori, ma soprattutto signore, questa è la sfidata della Atelier Giusy. Bellissimi iniziali da sposa. Va bene, allora io do un'occhiata se sono pronte le ragazze. Sono pronte, Giulia? Ok, allora mi faccio da parte, perché prima di andare a vedere ancora una volta tutte le nostre amiche che questa sera hanno partecipato a questa quarta selezione di Miss Aurora, vogliamo presentarvi ufficialmente bene questa volta le finaliste di Miss Aurora 2024, vestite 28.12 a partire da Miss Aurora 2024 Emiliana Camerzan, Sofia Ducale Giorgio Scantamburro, Miss Spazio Neo Magazine Maria Lucia Ornella. Tra l'altro il tuo compleanno
auguri! Ma che bello, ma quanti festeggiamenti oggi! Miss La Studio Aurora Civolato, Miss Balance Irene Masca, Miss Venezia Moto Carlotta Mio, Frondolate, Miss Unione Veneto Giorgia Fantinello e Miss Fashion Food Claudia Scarpa. Grazie ragazze, loro sempre presenti ad ogni selezione di questa edizione 2025 di Miss Aurora. Io faccio di nuovo spazio alla passerella perché sono pronte adesso le nostre 23 ragazze per l'ultima uscita di questa serata qui. Eccole qui, 23 ragazze che hanno partecipato questa sera alla quarta selezione di Miss Aurora, Mina Ferretti Angeli, e ringrazio ancora una volta l'ospitalità di questa bellissima villa. Allora, sono 6 più 1 le fasce che consegneremo questa sera. Iniziamo con la sesta classificata, Miss Travel and Bike. A brigare abbiamo Gianluca, titolare di Travel and Bike. Miss Travel and Bike, sesta classificata è Angelina Burbuc. Gianluca di Travel and Bike, complimenti ad Angelina Burbuc. Quinta classificata, Miss Arenoir è Nora De Carlo. Miss Web Balance, quarta classificata è Matilde Longhi. Terza classificata, Miss Avanti Spettacolo è Ilaria Baradera. Seconda classificata, Miss Dorama Design è Maria Alessandra Lunetta. Miss Fashion Food è Alissa. Villa Ferretti Angeli,
questa meravigliosa quarta selezione di Miss Aurora è Aura Forti! In the glow of golden light, Applauso ancora, dance la the nostra stars bellissima ignite. Miss The rhythm Via pulses Verdiangeli, un applauso a tutte le ragazze bravissime, davvero ragazze complimenti. beat rising high, waves that take us to the sky. Your light will never fade tonight. You'll shine and stay, amber shine, so high. Move to the beat, let's Vi touch the ringrazio, vi sky. saluto e vi auguro grazie. Vi do appuntamento alla semifinale di Miss Aurora 2025. Grazie a tutti e buonanotte. Amici di GD Ferro Team, eccoci qua con le interviste alle nostre meravigliose fasciate che questa sera hanno staccato il pass per la finale di Miss Aurora 2025. Piccola premessa, non sono tutte, le fasciate erano 6, ma alcune sono dovute andare via visto che si è fatta una certa ora, domani è sabato, hanno scuola, le perdoniamo, ma solo stavolta, solo stavolta. Quindi noi partiamo con la quinta classificata, Miss Noir, lei è? Nora De Carlo. Allora cara Nora, dimmi un po' chi sei, parlami di te, in particolare quanti anni hai, da dove vieni, cosa fai nella vita, hobby, passioni, hai mai ucciso un criceto con l'aspirapolvere? Sono Nora De Carlo, ho 16 anni, vengo da Venezia, centro storico. Bella, non per viverci. Sono una, sono una Venezia, ma non ci studentessa. vivrei. Sì, perché è impegnativo con tutti i turisti purtroppo, però non mi lamento. Vado al liceo artistico Marco Polo e studio, sono al secondo anno. Nel mio tempo libero studio, disegno, mi alleno. Ho una vita un po' triste, mi Per sa di una sì. sedicenne, sì? Sì, non vado molto a far festa perché non ho tempo. Però i weekend in cui riesco vado da mio amoroso che si trova a Valdobbiadene. Un viaggetto, Certo. un viaggetto semplice semplice. Cosa non si fa per amore? D'altronde questi uomini, giustamente, tu vai a Valdobbiadene, lui viene a Venezia centro storico. No. No, dai, nel senso preferisco Allora, andare io su. fidanzato, per cortesia, una volta ogni tanto, cioè, povera Crista, insomma, fagli fare un po' di vita sociale anche a lei, poveretta. Allora, come ti sei sentita questa sera ad essere fasciata? Allora, ero venuta qua per partecipare, cioè proprio vincere o non vincere non mi faceva nessuno. Cioè, sono venuta qua per partecipare e divertirmi. Poi quando mi hanno chiamata, quinta, Nora De Carlo, cosa? Io ero l'agitazione non mi è ancora passata. Cioè io ancora faccio fatica un po' a sorridere, infatti secondo me nelle riprese sarò tutta con me. No, sei bellissima nelle riprese, veramente, sembri un tronco. A un certo punto la vedi. Io? Siamo sicuri? Questo passo incerto, passo felpato? Sì? Vabbè, comunque, molta agitazione, molta emozione, però bella esperienza. Mi sono divertita tantissimo, soprattutto perché le ragazze erano fantastiche, sono fantastiche, divertentissime, voglio un bene a tutte. Ragazze, mi mancate già. Ma tanto vi vedrete alla finale, nel senso passerete anche le altre. 2 bellissimi giorni insieme con le fasciate e con le altre. Ad oggigiorno ci sono Instagram, Scriviamo, WhatsApp, sì, TikTok, sì. cioè ormai Non vi abbandono così. Esatto, ai miei tempi nel paleolitico ci scrivevamo nelle lettere. Sì, cos'è? 10 anni fa? Dai, su. Basta, No, ok. basta, Manola, lei è squalificata, mi fa sentire vecchia. Niente finale per Basta, noi, ragazzi. Niente finale, squalificata. Bene, Nora, io non vedo l'ora di vederti alla Grazie. finale regionale e alla finale 30 luglio, nazionale di giusto? Miss Aurora. Secondo la mia agenda sì. Fantastico. Chiederemo conferma a chi di dovere. Io ti saluto, ti auguro una buona serata, buonanotte. Ah, è vero, che domani ho scuola. Ecco, vedi la vita da studentessa. Grazie mille comunque. Grazie mille e buona serata. Perfetto, ciao. Grazie, ciao.
quarta classificata Miss Well Balance Team, lei è? Matilde Ronchi. Perfetto, basta. Lei l'abbiamo già fatta. Ok, ciao, buonanotte. No, vabbè, per chi non l'ha ancora vista, per chi non sa chi sia questa giovane ragazza bionda dagli occhi azzurrissimi, prego, presentati al nostro pubblico. Allora, io sono Matilde Ronchi, ho 15 anni e faccio la scuola Gritti turistico. E nel mio tempo libero esco. Meno male, tu hai una vita sociale, quindi Sì. perfetto, Esco ottimo. o studio. Perfetto, Quando quindi vado a studiare. più o meno anche lei non è che abbia tutta sta grande voglia di uscire di solito. Bene, stasera contenta di aver preso la fascia? Sì, contenta. Te l'aspettavi? No, oggi no. Onesta, Stasera no. non te l'aspettavi? No, stasera no. Backstage com'è stato? Tutto a Che ora posto. siete arrivate qui? Alle 4. Alle 4, perfetto, beh, perché vi hanno fatto il trucco, il parrucco Esatto, e questo sì. e quest'altro, Sì. ragazzi, qua non è mica cosa da poveri, Esatto. Brava mamma. Contenta di andare in finale? Pronta? Sì, Prontissima? prontissima. Va bene, vedremo cosa saprai fare. Ok. Io sono allerta perché io e Giulia Urbinati, che è qui, ma in realtà non è qui, ma è qui, ok, vi seguiremo, saremo dei condor. Voi non avete idea. Preparati. Va bene, mi preparerò. Preparati psicologicamente. Ok. Bene, cara Matilde, buonanotte anche a te. Buonanotte. Prima facciamo, prima andiamo a letto. Addio. Ne abbiamo recuperata uno, ragazzi, cioè è arrivata come un'apparizione, ma a quanto pare abbiamo la seconda classificata, abbiamo Miss Murano Design. Lei è? Maria Alessandra Lunetta. Allora, Maria Alessandra, cosa fai nella vita? Quanti anni hai? Hobby, passioni, morosi, non morosi, morose, perché non si sa mai oggigiorno, animali. Vai, presenta. Allora, ho 17 anni, studio al liceo scientifico sportivo e pratico nuoto agonistico. Bello, bello. Difficile ma bello. Ma andiamo alle Olimpiadi? No, a giugno ai mondiali in Grecia. Complimenti! Complimenti, speriamo ti porti fortuna anche questa fascia, la porti Speriamo. con te questa fortuna, la seconda classificata. Beh, che tu vinci, insomma, perché seconda classificata ai mondiali, io credo che un po' di Sì, prima sarebbe bello. speriamo, in staffetta. Speriamo. Ti piacerebbe? Sì. Tuo stile preferito? Dorso. Giustamente. Dorsista. Giustamente. A me piaceva il libro perché io andavo proprio serena e tranquilla col libro. Bello. Contenta questa sera seconda, Sì, sì, molto Te contenta. l'aspettavi? No, perché c'erano moltissime ragazze, belle, molte belle. Backstage com'era? Faceva molto caldo, Sì, però faceva l'aria... molto caldo, è vero, hai ragione. Anche qua c'è ancora una cappa di calore impressionante. Però erano tutte molto simpatiche, veramente. Pronta Belle. per la finale? Sì, sì, molto pronta. Allora, prima mondiale, dopo finale di Miss Aurora. Esatto. Una botta di vita quest'estate, ragazzi. Va bene, io ti lascio andare. Grazie. Noi passiamo alla prossima. E ora ho come la fascia speciale Miss Fashion Food di questa sera, lei è? Alissa Cittonna. Bene. Io penso che ormai tu abbia visto un po' delle tue colleghe, quindi prego autopresentati. Allora, mi chiamo Alissa Cittonna, ho 16 anni, frequento il liceo Stefanini, economico e sociale e esco con gli amici, studio, ogni tanto mi alleno e Cosa fai per allenarti? a casa. Quando... Ah, tipo Pamela Rizzo, Sì, come si sì, chiama? sì. Giusto. Anche io una volta con il Covid, tempi belli, perfetto. Ma belle queste ragazze, studiano tutte, incredibile. Di solito bisogna capire, tu sono tutte quante che vanno fuori col moroso, vanno con le amiche. Anche. Questa sera studiano tutte, bravissime. Allora, com'è stato vincere questa fascia speciale per te stasera? Inaspettato, molto inaspettato, non pensavo. Cioè, ma tu non pensavi nessuna fascia questa sera? Sei No, venuta qua e hai zero. detto, oh, stasera mi diverto. Sì, sì, perché erano tutte quante bellissime. non Come pensavo. l'hai trovato questo concorso? Bello, molto bello, organizzato, tutto molto fatto da Dio, molto bello. Oh, che meraviglia, tu sai vero che adesso hai ben 2 finali. Tu hai quella di Miss Aurora e quella di Miss Fashion Food, con tutte le Miss Fashion Food fasciate nelle serate. Non lo sapevo. Mi piace sempre dirlo a queste ragazze perché loro non ne hanno idea, loro dicono che Miss Fashion Food una finale. No, ma in 2, pensa un po'. Che Contenta? fortuna. Sì, Vedi, hai una doppia possibilità, puoi essere Miss Aurora e anche Miss Fashion Food. speriamo. Pronta? Sì, abbastanza. Perfetto, allora con questo pronto abbastanza ti lascio andare e noi arriviamo alla prima classificata. E Miss Villa Ferretti Angeli di questa sera, non mi ricordo più che giorno è, ma è del 2025, è
Ambra Forti, ho 15 anni e frequento l'Istituto Tecnico per il Turismo a Venezia e nel mio tempo libero mi piace andare in palestra, uscire con le mie amiche e ascolto tanta musica. E Delle volte mi domando che cosa vi diano da mangiare, perché io adesso ti cito una cosa testuale che ho detto al service mentre tu sfilavi. Io ti ho guardato e ti ho detto: io comunque a 15 anni non ero così. Cioè, cosa vi danno da... Io devo capirlo, perché veramente a 15 anni... Adesso non andiamo a cercare le mie foto, va bene? Lasciamole stare, va bene? Ma io non ero così, ok? Non è giusto, non è corretto. Allora, com'è stata essere incoronata questa sera? allora è stato super inaspettato, non me l'aspettavo per niente, infatti devo ancora metabolizzare, sto ancora tremando. Appunto, reggiamo bene questo scettro, per carità! E niente, sono contentissima. Io ti ho visto sorridente, tu sfilavi col sorriso, è stata veramente una gioia vederti, perché voi ragazze dovete capire, e questo è valevole anche per la finale di Miss Aurora, quando sfilate col sorriso già siete belle, ma siete ancora più belle, te poi ti si illuminano gli occhi, spettacolare, fantastico. Allora, pronta per questa finale? Sì, sono super pronta, non vedo l'ora e anche perché oggi mi sono trovata da Dio con le ragazze, quindi sì, ho fatto tantissime amicizie e mi sono divertita tantissimo. Aspiri alla corona finale? Beh, ovvio. Oh, così mi piacciono le ragazze che mi dicono sì, acciderbolina, sì, e io te lo auguro con tutto il cuore, non vedo l'ora di vederti al nostro salottino. Attenzione, in finale vi ricordo anche voi amici di Ferro Team che c'è il salottino delle Miss dove andiamo un po' a conoscerle meglio. Io ti lascio andare, sei fatta una certa, domani è scuola, Sì. buonanotte, ecco, e noi amici ci vediamo alla prossima selezione di Miss Aurora, ciao!